Buongiorno a tutti, benvenuti alla seconda fase di Io resto a casa Shakespeare. È un progetto di teatro in streaming che Casa Shakespeare ha fatto nascere ancora più di un mese fa, ormai era il 28 febbraio quando abbiamo cominciato a utilizzare questa tecnologia, lo streaming, che è quello che ci è dato di fare adesso, qui e ora. Grazie al contributo di 20 artisti siamo riusciti a seguire e a essere presenti online per 20 giorni consecutivi con un momento di eccezione straordinario che è stato la maratona Inferno Live per il primo Dante D della storia d'Italia. E dopo qualche giorno di attesa e di sospensione riprendiamo a trovarci alle ore 19, che poi era l'ora in cui il Teatro Satiro apriva i battenti per i propri spettacoli, Teatro Satiro che è chiuso dal 23 febbraio, e essendo il Teatro Satiro la casa di Casa Shakespeare, abbiamo pensato di aprire questa nuova serie di incontri raccontando 10 opere di Shakespeare. Come l'abbiamo fatto? Abbiamo chiesto il coinvolgimento dei 20 interpreti, questa volta però non singolarmente ma in coppia, e quindi ho il piacere di introdurre e di presentare la prima coppia di oggi. Eccoli qui, sono Federica ed Andrea. Ciao e benvenuti. Ciao Solimano, Ciao. ciao a Allora, tutti. come dicevo, l'iniziativa è particolare perché racconteremo la storia di un testo che avete scelto voi. Pericle, principe di Tiro, è il testo scelto, ce lo racconterete con l'ausilio delle vostre parole, ma anche delle immagini che avete preparato, e poi invece andrete a interpretare live sul momento un dialogo. Quindi ciascuno da casa sua, ma facciamo sì che in questo caso Facebook, in questo caso la piazza virtuale diventi il nostro luogo teatrale di incontro, e quindi creeremo appunto questa sinergia che peraltro già sperimentata da altre realtà, per esempio soprattutto a livello giornalistico, ma mi risulta siamo i primi a fare questo tentativo. Grazie Federica, grazie Andrea. Io so che appunto abbiamo preparato, giusto, avete preparato delle slide, ed era appunto la prima, era quella che appariva in ingresso. Per noi questo è anche una modalità di conoscenza dello strumento streaming, e quindi siamo contemporaneamente attori e studiosi, no? Attori e scienziati, nel tentativo di far sì che questa tecnologia sia uno strumento che possa essere di supporto al teatro, indipendentemente dal tempo di emergenza o dalla fine dell'emergenza. Basta, io passo la parola a voi perché il testo, mi pare Andrea, che è stato scelto un testo molto ricco. Assolutamente sì, nel senso che il testo shakespeariano, tra l'altro, è un testo, per così dire, come dire, è un testo, e questo, in questo la Federica mi conforterà, è una delle cosiddette romances. Cioè, che cosa sono le romances? Sono fondamentalmente questi testi favolistici. Potremmo dire che quasi Shakespeare sia simile a Potremmo dire che sia simile all'ultimo Pirandello in qualche modo, cioè il Pirandello dei cosiddetti miti. Ecco, i miti pirandelliani sono quelli che hanno a che fare appunto con per esempio il Pirandello, con una lettura, no, molto particolare della realtà, se vogliamo, no? E quindi uno sguardo quasi epico, mitologico. Ecco, per così dire, le romances hanno a che fare con uno sguardo epico e mitologico in Shakespeare, ma sempre appunto con questo aspetto. Perché romances? Perché comunque la provenienza è sempre da qualcosa di estremamente appunto romanzato, come nel caso del Pericle. Il conio, per così dire, del testo originale probabilmente è arrivato a Shakespeare, e infatti il nostro PowerPoint da questo punto di vista potrà mostrarlo. Appartiene appunto a quella fase che è quella
collocabili tra il 1608 e il 1613, arriva a Shakespeare appunto, e la composizione, poi vedete che l'edizione, questo è l'originale poi stampato in infolio nel 1611, la composizione è appunto collocabile tra il 1607 e il 1608, e molto probabilmente nello stesso periodo, come appunto i dotti riferiscono, circolava probabilmente una versione romanzata addirittura del testo shakespeariano, cioè qualcuno come George Wilkins, che era appunto un autore appunto coevo a Shakespeare, ne aveva già tratto una versione romanzata, traendola appunto dalla vicenda raccontata da John Gower. John Gower non è altro che un poeta contemporaneo di Geoffrey Chaucer, quindi siamo sostanzialmente nel 300. Geoffrey Chaucer, sappiamo, è contemporaneo per quanto riguarda l'Italia a Boccaccio, sono forse i due più grandi narratori del proprio periodo, cioè della prima metà del 300, epoca straordinaria nella quale, come sappiamo, per esempio appunto nel 300 in Inghilterra si situano le famose si situa la guerra dei cent'anni, la famosa guerra con la Francia, di cui anche Shakespeare racconta in parte, no? Con la vicenda degli Enrichi, con Enrico V in particolar modo, e non solo con Enrico V. John Gower è contemporaneo di Geoffrey Chaucer e scrive questa Confessio Amantis, che non è altro, e la slide successiva ce la racconta in qualche modo, la Confessio Amantis, nella quale sono raccolte una serie di vicende famose, di storie d'amore famose, una delle quali è quella di Apollonio, principe di Tiro. Qui vedete appunto esposta un'edizione italiana a cura di Giulio Vannini, che fa riferimento proprio alla storia di Apollonio di Tiro, che è un romanzo giuntoci, appunto un romanzo di provenienza greca, per chi come Federica studia letteratura greca in quel del suo liceo, sa perfettamente, studierà l'ultimo anno, cioè l'ultimo anno di frequentazione del suo liceo, studierà che il romanzo fa parte di una categoria molto particolare, per così dire, della letteratura greca, se vogliamo anche quasi innovativa per certi aspetti, che viene dopo il grande periodo delle tragedie. Si diffondono questa serie di romanzi che non sono altro che narrazioni anche così piacevolmente appunto piacevoli, comiche, tragiche, appassionate allo stesso tempo. In fin dei conti anche nella latinità esiste, no? Esisterà poi con il Satiricon di Petronio molto più avanti. Ebbene, questi romanzi che raccontano queste storie mitologiche, una di queste giuntaci è proprio la storia di Apollonio di Tiro, e a questo Apollonio fa riferimento e prende spunto John Gower per la sua Confessio Amantis, e a propria volta appunto Wilkins la tratterà facendone opera di romanzo, e tutto questo materiale, che è quello del Pericle, finirà, e andiamo alla slide successiva, finirà proprio nelle vicende raccontate e narrate da William Shakespeare stesso. Vedete che il titolo originale della storia greca è, diciamo, giuntaci però in traduzione latina, cioè giunta ovviamente a Wilkins in forma latina, è la Historia Polloni Regis Tiri, appunto. E questo materiale finirà nella Confessio Amantis e poi appunto nel Pericle di William Shakespeare. Qual è l'originalità? E qua andiamo alle ultime due slide di questa parte, poi Federica inizierà a raccontarvi la storia appunto del Pericle, che è molto complessa. Qual è la caratteristica di Shakespeare? Il fatto che Shakespeare, o chi per esso, se qualcuno ha visto un interessantissimo intervento di Samuel Russell Bailey, che è un grandissimo attore che ha raccontato la storia la vicenda editoriale di alcune opere shakespeariane, qual è la caratteristica di Shakespeare? La caratteristica di Shakespeare è o dei drammaturghi che collaborano con lui a questa vicenda,
a narrare drammaturgicamente questa vicenda è il fatto che comunque Shakespeare ne fa un'opera originale, ne fa un'opera propria, per quanto quest'opera sia arrivata un po' spuria, non sia stata considerata nella prima parte dalla critica shakespeariana, nella prima parte di studio di critica shakespeariana, non sia stata raccontata come opera shakespeariana, in realtà è un'opera pienamente shakespeariana, dopo non ci sono state più incertezze, perché la profondità con cui vengono trattati alcuni dei personaggi e qualche volta il taglio graffiante, l'originalità con cui vengono esposte le loro storie, la profondità con cui vengono esposte non può che essere opera di un grande drammaturgo come Shakespeare. E adesso sentiamo Federica che inizia a raccontarci questa epopea che si svolge in appena 5 atti. E andiamo con la slide successiva. Certo, allora questa storia si apre un po' con un'unione incestuosa tra un padre e una figlia, infatti in Siria il re Antioco si unisce alla figlia e tuttavia ha il coraggio anche di indire, di annunciare uno sposalizio, quindi vuole cercarle un pretendente. Tuttavia per il fatidico pretendente ci sono degli indovinelli da superare, un po' storia che ci ha ricordato Turandot, l'opera Turandot. Infatti c'è anche tra tutti quelli che provano e alla fine non ci riescono, c'è un coraggioso, in questo caso proprio Pericle, che fa un po' il calaf della situazione e tenta la sorte. Tuttavia non va a finire come l'opera Turandot, infatti non ha neanche il tempo di provare questo povero coraggioso, appunto. Infatti il re gli manda degli scagnozzi per ucciderlo e lui è costretto a scappare. Scappa e a Tiro, e dove però dà la reggenza al suo amico Elicano. Successivamente parte di nuovo per mare e fa un naufragio in una nuova terra, a Pentapoli, dove scopre che c'è dei giochi con un'altra principessa, e questa volta la figlia del re Simonide, che è alla fine un'altra meta, un altro premio di quest'altro gioco. Lui qua tenta e vince, e quindi finalmente può sposare questa fanciulla dimenticandosi della figlia del re Antioco. Tuttavia il re Antioco e sua figlia nel frattempo muoiono, e il popolo pensa di dare la reggenza del regno all'Elicano, colui che Pericle aveva nominato come reggente. Elicano però è un buon amico e quindi dice: prima aspetto e vado a vedere se il mio amico è ancora vivo, quindi si mette a cercarlo. Quando Pericle viene a sapere l'accaduto, si mette di nuovo per mare per andare da Elicano, ma durante questa traversata c'è un nuovo naufragio. Esattamente, è piena di naufragi la storia, ce ne sono due, è un compendio di tutta l'opera shakespeariana, ci sono due tempeste, c'è l'incesto, quasi edipico per certi aspetti, cioè c'è un indovinello incestuoso, quasi edipico, c'è la Turandot, scusa Federica, vai avanti, ma era giusto segnalarlo. Certo, praticamente cosa succede? La moglie di Pericle, Taisa, dà alla luce una bambina, però tuttavia muore di parto, e per placare questa tempesta, per placare l'ira degli dei, Pericle decide di darla ai flutti. E questo calma le acque e lui giunge dal re Cleone e lascia lì la sua bambina.
Nel frattempo, però, in un'altra terra, un vecchio mago trova la bara con dentro Taisa e la fa resuscitare, e lei, pensando che il suo marito sia morto nel naufragio, decide di farsi sacerdotessa nel tempio di Diana, che è la dea appunto della caccia. Intanto cosa succede? Marina diventa grande, diventa bella, ma ecco che molto più bella della figlia di Cleone, del re che l'aveva ospitata. E quindi cosa succede? Cleone pensa di ucciderla, ma arrivano dei pirati e la salvano portandola a Mitilene. Quando Pericle torna dal re Cleone, gli dicono che è semplicemente morta. Lui non si dà pace e si rimette ancora in mare, fino a che dopo molto tempo finalmente si rincontrano la figlia e Pericle, senza però saperlo, e lo verranno a sapere mano a mano, raccontandosi a vicenda le proprie storie. E poi inoltre alla fine si verrà anche a sapere che la moglie Taisa è stata resuscitata, e quindi alla fine c'è un happy ending per questa storia molto coraggiosa. Esattamente. E la cosa interessante è che appunto nel quarto atto, per così dire, il passaggio, diciamo, di Marina a Mitilene è il passaggio, subentrano dei personaggi che sono delle caricature di personaggi invece profondamente inglesi, cioè dei tenitari di bordello, tant'è che Marina, un po' alla Oliver Twist, un po' dickensianamente, non viene corrotta da questa atmosfera così terrificante, così oscura in qualche modo, veramente in maniera un po' dickensiana. Marina riesce a mantenersi vergine, facendo affidamento soltanto sulle proprie capacità di cantrice, di cantatrice, e riesce ad arrivare vergine illibata sostanzialmente fino ai 20 anni, fino all'incontro di nuovo con il vecchio padre e Pericle. Una cosa significativa, noi faremo un pezzo, abbiamo scelto proprio il dialogo tra Marina e Pericle, l'unico dialogo veramente disponibile, cioè il quinto atto, Marina e Pericle si confrontano e si riconoscono, perché Marina non sa di aver incontrato il padre, Pericle non sa di aver incontrato la figlia. Allora, come l'abbiamo immaginata? L'abbiamo immaginata su uno sfondo quasi nero, un po' questo Pericle quasi incarcerato in un carcere di massima sicurezza, perché anche lui non si sa bene come sia arrivato lì. È arrivato appunto presso questo Lisimaco, lei arriva lì, anche lei vive lì da un po' di tempo, e Lisimaco permette l'incontro fra queste due persone che si riconosceranno come padre e figlia. Abbiamo portato via un po' di tempo, scusate, però devo dire che ce n'era anche bisogno, perché è veramente una commedia che mi pare, chiedo conferma anche a te Andrea, nell'ultimo periodo Shakespeare un po' si diverte, no, a mettere dentro tanto contemporaneamente, quasi per saggiare le sue capacità di creare storie su storie e di riprendere vecchi percorsi o anche percorsi futuri. Assolutamente sì, è una storia particolarmente come dire, interessante, soprattutto è piena di colpi di scena, uno dopo l'altro, è per quello che è una romance, cioè è veramente di ispirazione a quello che si pensava potessero essere gli allora romanzi d'appendice. È come se Shakespeare avesse scritto I Tre Moschettieri in forma teatrale, più o meno la cosa funziona così. Però questo dialogo è particolarmente commovente e pieno di senso, insomma, la rivelazione di queste due persone, l'agnizione fra loro due reciproca è particolarmente interessante. Allora, se mi permettete, io dall'atto quinto di Pericle, principe di Tiro, introduco il dialogo tra Marina e Pericle. Salute, signore. Mio signore, prestatemi orecchio. Io sono una fanciulla, mio signore, che mai ha invitato sguardi,
anche se mi hanno ammirato come una cometa. Una vi parla, mio signore, che forse ha sopportato un dolore che uguaglierebbe il vostro se l'uno e l'altro fossero pesati esattamente. Seppur la capricciosa fortuna fu con me maligna, la mia discendenza è d'antenati che stavano alla pari dei potenti re. Il tempo ha sradicato il mio casato e mi ha ridotta in schiavitù del mondo e dei casi avversi. Vorrei desistere, ma c'è qualcosa che mi fa vampare il volto e mi bisbiglia nell'orecchio. Non andar via finché non parla. Le mie avverse fortune. Il casato, certo, un buon casato, sì. Pari alle mie. E non era forse così? Ma che cosa dici? Dicevo, signore, che se conosceste il mio casato non sareste così violento con me. Lo penso anch'io. Però ti prego, volgi ancora gli occhi su di me, ti prego. Perché tu sei come una cosa che... Dimmi, dimmi di che paese sei, di qui, di queste coste? No, né di altre coste. Eppure fui partorita da una mortale e non sono altro che quella che appaio. Io sono gonfio di dolore e sgraverò il mio cuore piangendo. Lei, la mia carissima moglie, era come questa fanciulla. Sì, e tu potresti essere come mia figlia. La stessa ampia fronte della mia regina, la sua stessa identica statura, dritta come un giunco, e una voce, e soprattutto due occhi come gioielli incastonati di uguale ricchezza, ma la stessa voce che fa languire le orecchie, che nutre e tanto più le affama quanto più dà a loro parole. Avanti, dimmi, dove vivi? Dove non sono che una straniera. Da qui, se vi affacciate, potete scorgere il posto. E dove sei stata allevata? Perché? Perché come hai acquisito queste arti a cui dai ricchezza per il semplice fatto che le possiedi? Se dovessi raccontare la mia storia, sembrerebbe tutta una menzogna che si disprezza mentre viene detta. Allora ti prego, parla, che da te non può che venire giustizia. Perché tu sembri modesta come la giustizia e appari come Pallade, nella quale vive incoronata la verità. Oh, io ti crederò. Tutti i miei sensi daranno credito alla tua persona, quello che dirai, perché tu somigli a una persona che ho amato veramente. Ma dimmi, chi erano i tuoi parenti? Non hai forse detto che provieni da una nobile discendenza? Così infatti ho detto. E allora parlami ancora del tuo casato. Hai detto che passasti di torto in torto e hai detto di pensare che le nostre pene sarebbero paragonabili, le tue alle mie, se quelle di entrambi, ecco, se quelle di entrambi fossero rivelate. Ho detto qualcosa di simile Eh. e non ho detto di più di quanto i miei pensieri mi garantivano come probabile. Oh, ti prego, allora raccontami la tua storia, perché se a ben riflettere le tue pene ammonteranno soltanto a un millesimo di quanto io abbia mai patito, allora sarai tu un uomo e io avrò sofferto come una fanciulla. Eppure
Tu sei come la pazienza, guarda, che contempla le tombe dei re e sorride dell'accadere anche della più alta sventura. Chi sono i tuoi parenti? E come li hai perduti? Ma soprattutto, fanciulla, dimmi, giovane vergine, il tuo nome. E non vuoi sederti qui accanto a me? Il mio nome è... il mio nome è Marina. Ari. Oh, mi si fa beffa! Sì! Un dio irato ti manda apposta per far ridere di me il mondo! Abbiate pazienza, buon signore, o mi fermerò qui. Oh sì, sarò paziente, ma tu non puoi sapere come mi fai trasalire chiamandoti Marina. Questo nome mi fu dato da uno che aveva potere, mio padre, un re. Figlia di un re? E ti chiami Marina? Dicevate che mi avreste creduto, ma per non turbare la vostra pace io mi fermerò qui. No, no, ma sei tu di carne e di sangue, non capisci, ma hai un polso che batte e non sei un essere fatato e ti muovi anche. Ma come, dove foste allevata e perché ti chiami Marina? Mi chiamo Marina perché nacqui sul mare. Sul mare. E chi era tua madre? Chi era? Mia madre, Eh, mia madre era la figlia di un re che morì nell'istante in cui io nacqui, come la mia buona nutrice Licorida spesso mi raccontava piangendo. no, fermati un poco perché questo è il più straordinario sogno che il sonno abbia mai mandato a degli sciocchi malinconici. Questo non può essere mia figlia, non può esserlo, mia figlia sepolta. Dunque, dove fosti allevata? Eh? Ti prego, raccontamelo e io ti prometto che ascolterò fino in fondo la tua storia senza interromperti mai. Voi vi fate gioco di me. Credetemi, è meglio che io smetta. No, 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 ti prego. Crederò a ogni sillaba che pronuncerai. Dimmi soltanto questo. Come, come sei arrivata da queste parti? E dove fosti allevata? Il re, mio padre, mi lasciò a Tarso finché il crudele Cleone con la sua malvagia moglie cercò di assassinarmi e convissero un furfante a farlo e quello aveva già sguainato il pugnale quando una ciurma di pirati mi venne a salvare e mi portò a Mitilene. Ma, mio buon signore, dove volete portarmi? Perché piangete? Forse mi credete un'impostora. No, in fede mia. Io sono la figlia del re Pericle, se il re Pericle esiste ancora. Non stai qui. Tu che generasti chi ti generò. Tu che nascesti sul mare, fosti sepolta a Tarso e ora il mare ti, il mare ti rimette di nuovo a me. No. Ti prego, dimmi solo questo ancora. Marina, qual era il nome di tua madre? Perché sai, la verità attende conferme, sempre, troppe, anche quando i dubbi si assopiscono. Prima, signore, vi prego, qual è il vostro titolo? Io sono Pericle di Tiro.
E ora tu dimmi il nome della mia regina annegata e come sei stata divinamente perfetta nel resto che hai detto, ti prometto che sarai erede di regni e nuova vita per Pericle, tuo padre. Per essere tua figlia, non devo fare altro che dire che il nome di mia madre era Taisa. Taisa era mia madre, che finì nell'istante in cui io cominciai. Che tu sia benedetta ora veramente. Datemi nuove vesti. Datemi nuove vesti, io... Così sembra un selvaggio, tu Marina, figlia mia. Allora non sei morta come aveva detto Cleone, il feroce che avrebbe dovuto ucciderti. Tu sei viva. Oh cieli, benedite la mia bambina. Datemi vesti che non mi facciano sembrare selvaggio. Vieni qui, bambina mia. Ascolta, senti questa musica. E racconta tu al buon Elicano. Raccontagli perché sembra non crederti. Dubita ancora che tu sia mia figlia, questo mio buon consigliere. Racconta. Ascolta questa musica. La musica delle sfere, sai? La musica più celeste. Ora un denso torpore cala sui miei occhi, Marina. Lasciami riposare. E così finisce il dialogo tra Marina e il padre Pericle, la loro agnizione, il loro principio d'agnizione, il loro riconoscimento. E questa è una storia lungamente rappresentata ultimamente, anche poco tempo fa, anche al Festival di Teatro, al Napoli Teatro Festival. Però secondo noi la lettura che se ne può fare potrebbe essere proprio questa di Pericle, in fin dei conti è forse un grande, è come un militare sconfitto in tutte le sue avventure, disavventure, è un grande condottiero. Ed è anche un romanzo di, attenzione, proprio come romance, è proprio anche un grande romanzo di costruzione, perché è la costruzione della personalità, tanto di Pericle, che via via si fa più furbo, fino ad un certo punto, nelle proprie peripezie, risolvendo indovinelli, eccetera, eccetera, ma è anche il romanzo di costruzione e di identità della stessa Marina, che scoperta nel quarto atto diventa donna compiuta nel quinto, tant'è che a seguito di questo dialogo e riconosciuta come nobile appunto al termine del dialogo, alla fine diventerà sposa di Lisimaco, che è l'uomo presso il quale, altro nobile personaggio presso il quale è andato proprio a rifugiarsi Pericle. Ecco Solano, questa è la nostra versione. Siamo partiti dalla fine per poter raccontare le plays dall'inizio. Beh, guarda, io vi ringrazio intanto, ringrazio Federica di essersi messa in gioco, Andrea del grande racconto che ci hai fatto, e abbiamo fatto in due il racconto, sì, infatti dicevo, soprattutto la ricchezza di esservi messi in due in gioco in una modalità nuova che stiamo sperimentando. Grazie naturalmente anche a tutti quelli che ci hanno seguito. Mi piace questa idea di partire dalla fine. Vogliamo ricordare? Sì, assolutamente. Noi ci vediamo domani sera,
sempre alle 19. Questa volta è una commedia divertente, esplosiva, mi viene da dire, che ho avuto la fortuna di interpretare al Teatro Romano, come mi pare anche tu, il Pericle, il Principe di Tiro, giusto Andrea? Sì, esatto, nel 2008 col Teatro Stabile di Verona, esattamente. Ecco, in questo caso invece stiamo parlando di 12ª notte e due bravissime interpreti, Giulia Cailotto e Anna Benico, che vi danno l'appuntamento qui alle 19. E quindi domani assolutamente dobbiamo essere lì davanti a vedere. Direi di sì. Direi di sì. Io, guarda, credo che sia interessante sperimentare, metterci a confronto, raccontare storie, incontrarci. Io resto a casa Shakespeare, fase 2, è cominciata. Grazie Federica. Grazie Federica. Grazie Andrea. Ciao, buona serata. E allora, per tutti quanti, l'appuntamento è domani alle ore 19. Grazie di essere stati con noi. Ciao ragazzi! Aspetta che siamo usciti, vero?